mon problème c'était il fallait que je parte all'ospedale à vivre. Cosa dice la signora? Allora, praticamente lei dice che lei ha dei problemi sanitari, quindi qui aveva il suo dossier sanitario, quindi qui veniva seguita dal punto di vista sanitario, ha dei problemi sanitari, effettivamente lei prima che partisse da qui stava seguendo un iter sanitario. Quando è arrivata nel suo centro, praticamente lei ha riferito l'iter che stava facendo qui a Chioggia e quindi voleva continuare con gli esami che stava facendo e quindi con gli accertamenti. Il centro dove lei stava gli dicevano beh vedremo più avanti, in questo momento dobbiamo sistemare altre cose eccetera, e quindi il tempo passa e lei non ha più questa certezza, non ha più questa sicurezza perché intanto non ci sono dottori, lei dice, non ci sono ospedali e in più lei dice ci danno un buono d'acquisto ogni 7 giorni al valore di 5 euro, quindi ci danno 7 buoni dal valore di 5 euro. Con questi buoni possono acquistare soltanto in un supermercato e questo supermercato è costosissimo, dicono, e praticamente inoltre quando acquistano con questi buoni non li danno il resto, quindi se prendono un valore, acquistano delle cose inferiori a questo valore, ovviamente il buono va perso e quindi loro molti buoni non riescono